Alla fine dell'inverno, quando la stagione si va stemperando, o come dicono i marinai, si va rompendo, violentissime tempeste si avventano sulla costa della Gallura, e in particolare in quel tratto di mare chiuso fra la Sardegna e la Corsica, all'imbocco dello stretto di Bonifacio. Il tramonto può segnare l'inizio di una violenta mareggiata, e il mare quieto può d'improvviso trasformarsi in una bolgia, a seconda dell'umore dei venti. Il mare dello stretto è pescosissimo e la gente di Castelsardo, di Santa Teresa di Gallura e di Palau approfitta delle tregue del mare per gettare le nasse e le reti 8 o 10 miglia al largo. I pescatori in mare e le loro famiglie nei paesi, per antica esperienza, sanno che il tramonto deciderà della notte. Nel giro di un'ora i venti di ponente e di levante si danno battaglia. Il prevalere di un vento sull'altro segnerà l'inizio della tempesta o una nottata di bonaccia. Il prevalere del vento di ponente significa burrasca. Il prevalere del vento di levante vorrà dire mare forte, ma navigabile. Al tramonto, i due venti che si azzuffano soffiano spesso con eguale forza e schiacciano il mare. Col mare schiacciato e in attesa del prevalere del vento, nei paesi la vita si svolge con il suo ritmo naturale, ma in tutti è presente il pericolo. La gente tende l'orecchio al vento e al rumore delle ondate. È un'ora d'attesa densa di significati, un'ora attesa sulla pelle del mare. I vecchi si sentono inutili e non sapendo cosa fare se ne vanno per tempo in chiesa. In attesa delle funzioni della sera scambiano qualche parola, consultano la loro esperienza, tendono l'orecchio al vento che filtra e sibila, suggeriscono col pensiero ai figli in mare il modo migliore per accostare.
Nei vicoli, mentre il giorno si consuma, si accendono i bracieri. Il vento sottile alimenta le fiamme e illumina i contorni delle case. La vita così corre lungo l'arco di un'ora. La gente lavora tranquillamente, ma con il fiato sospeso. Uomini e avvenimenti si muovono nel presentimento della tempesta. Si prepara il pasto della sera, ci si raccoglie nel chiuso, in attesa. I pensieri, soltanto i pensieri, sono sospesi sulla voragine del mare. Mare schiacciato. Ponente e Levante si sono scontrati invano. Nessuno dei due ha avuto forza sufficiente per annullare l'altro. La gente ha trattenuto il fiato. Si scioglie il nodo dell'attesa. Ci si libera. Si torna alle umili cose con più amore. Nella sua campana di luce, il guardiano del faro si prepara come una sentinella. Soltanto lui nella notte terrà un occhio aperto sul mare. Per gli altri è ormai ora di riposare.